Basta! Basta con tutti sti pali! Basta! Eccoci qua, amici bellinissimi. Sono un po' sudato perché ci stanno 95 gradi. Feels like 100. E non scherzo, sono i Fahrenheit, fanno cavoli pazzi. La formazione penso che parecchi di voi l'avete indovinata, quindi nel tab community dovrò fare un po' di screening, ma va bene. Voi intanto iscrivetevi al canale perché qua stanno succedendo novità, cose spettacolari. Fate attenzione, iscrivetevi al volo, fidatevi di me un attimo. Se siete già iscritti lasciate un like, lo sapete come funziona. Continua Gattuso con questi voli, vogliamo fare altri meme? E facciamo altri meme. Fabian, più carne. Voglio un pochino più di carne e ossa. Bravo Lobotka. E quello salta per... No, abbiate pazienza, questo non può mai essere fallo di Koulibaly. Lui salta semplicemente, prende il pallone, non disturba nessuno. Se tu non sei riuscito a saltare con le mani così, abbi pazienza. No, venitemi a dire che da regolamento è così e io dico il regolamento è sbagliato perché non può mai essere fallo quello. You sai, tiro! Wow, che mazzo! Fabian Ruiz, la leziosità. Ma come fa a stare da solo? No, non ci credo, ha segnato già! Fuori gioco, da solo, e poi è mai possibile? Che sono bastati 2 passaggi per scombinare tutta la difesa. I controlli di Insigne. Se Callecon ha i passetti del top player, Insigne ha il controllo del top player. Nel mucchio la chiama Musso. Nel musso la chiama mucchio. State notando che Insigne sta tagliando tutto lo spazio per cercare più spazio al centro? Lo state notando perché siete gente che segue questo canale e quindi notate le cose. Non a caso. Dai. Sinistro. Ma figuriamoci. Mamma mia, che ritmo infernale. Uè. Ma veramente stiamo facendo? No, e fatemi rivedere, non si è capito niente tatticamente. Dove stavano tutti quanti? Mamma mia, Koulibaly qua, non si capisce niente. Non si capisce niente tatticamente. Ma che è? Mario Rui! Mi sto cominciando a incazzare, vi dico dire la verità. Sì, è Insigne in possesso, ma essendoci 2 pullman dietro la linea della palla, non c'è mai il vantaggio, capite? Operare questa partita di sfaccimma, Mettiamo le cose in chiaro. E quando succede questo, noi non so cosa dire. Voglio sperare nel miracolo polacco, nel senso che un po' di orgoglio, perché ho letto, si parla di Zapata alla Juventus. Questa cosa potrebbe far svegliare Milik, attenzione, perché se lui sperava o sapeva già di avere il contratto con la Juventus, adesso non si sa. E avrebbe anche più senso la Juventus, ma perché non... Callecon, ma quanto tiri a porta! L'ha fatto! L'ha fatto, che vi dicevo! Che vi ho detto? Che cosa vi ho detto? Iscrivetevi al canale, subito! Subito vi dovete iscrivere, dovete lasciare un like. Mannaggia, spaccata. Vedi come si sono quasi invertiti di ruolo in questo momento Fabian e Lobotka? Ragazzi, è a tutti gli effetti in questo momento un 4-2-3-1. Guardate Lobotka e Fabian. E Zielinski sta dietro a Milik. Vedi Fabian dove sta? Non sta proprio giocando mezzala destra, sta molto più centrale. Maronna mio spina. Milik, sveglia! Bravo. Una cosa buona, una cosa malamente. Una cosa buona, una cosa malamente. Sono 4 le cose che ha fatto. Gol, ammonizione, passaggio sbagliato, recupero palla. Attenzione, segna gol! Questa è una cosa sia buona perché hai tirato, sia male perché era centrale. E questa è tutta la partita di Milik. È buono! Ah, che peccato. Bisogna allargare il gioco, allargate, perché qua in questo fazzoletto centrale di sfaccimma non si passa, sono troppi di loro. Dai ragazzi, dai. La cosa più bella di questo primo tempo era il pensiero di avere questa frittatina di maccheroni sottile ma buona. C'è il basilico. Ehi, bravo, mi piace così, almeno il tentativo tosto. Meglio. Dai! No, cazzo! Ma ci ha messo la mano Musso. Vabbè, però basta con tutti sti pali, basta! Dai, buttagliela sul braccio, perché così
si risolvono ste partite. Bisogna prendere un rigore tirando il pallone sulla mano degli avversari, perché certe squadre a un certo punto fanno così. Qua, vedi? Punta le mani. È l'unico modo, ragazzi. Non ne usciamo altrimenti. Non ne usciamo. Mario Rui. Guarda là, guarda là. No, no, aspettate, aiutatemi. Mamma mia, miracolo di Ospina. Miracolo di Ospina assoluto sul buco di Manolas. Miracolo assoluto. Io però non posso vedere l'80% di possesso palla, passaggi, una continuazione e loro sono più pericolosi di noi con un tiro. Non ce la faccio. Cioè, questi sono proprio scarsi. Questi sono proprio... Non stiamo parlando del Verona che gioca bene, del Bologna che comunque ci ha messo intensità, di altre squadre che comunque... se giocano palla a te, questi fanno il pullman e poi tirano la palla avanti sperando che Lasagna non sta in fuorigioco. Diciamoci quello che è. Questa è una squadraccia. Io dispenso complimenti a tutte le squadre che affrontano il Napoli quando ci affrontano bene. Questa qua è una squadraccia con il solo De Paul, con un pochino di movimento di Fofana e basta, non c'è niente altro da vedere. Il Capolo Udinese è salvo, diciamoci la verità. Fatemi vedere un attimo la classifica. Bravo Fabian. Dai, sfruttala. Milik. Bravo. Lo allarga molto bene. Io te l'ho detto cosa devi fare. Prendi le mani di un avversario. No! Mamma mia, Milik, il cuore a terra nei cazzettini. Buono. Pallone per Milik. Naccia miseria. Pallone che termina al lato. Madonna mia, cioè quello aveva fatto la diagonale. Non ci credo, non ci posso credere. Maron! Ragazzi, iscrivetevi e lasciate un like in questo momento, perché qua deve scattare la lavagnetta, Qua scatta la lavagnetta perché non basta, dobbiamo vedere gli errori fatti. Politano! Guarda là, quello fa la diagonale, Mario Rui Elmas gliela toglie. Maronna, mica ammazzo. Cioè, che ammazzo. Questo è quello che abbiamo, il famoso... Il fatto con la Juve, che mamma mia. Ma come fai ad ammonire Wallace? Io mo parlo contro di noi, no? Cioè l'arbitro diretto che vuole ammonire Wallace non ha fatto niente su Guaglione. Intervento di Manolas sul pallone in anticipo, lui non ha fatto niente contro Manolas. Perché vuoi ammonirlo a sto povero ragazzo che gli è uscita anche la spalla? Ma poi al di là del fatto della spalla, ma che significa sto cartellino? Sparagnati, pensaci a Cop, al VAR diteglielo, mettetelo lì da sacco sto cartellino. Niente, c'è da fare per forza, perché oramai sono fatto assai Walleras. Questa è la partita della Walleras. Dai, fallo adesso. Incredibile, proprio lui. Un altro palo. E stavolta però fa mocca. No, ma questa, ma sai perché è bello così? Perché non potete giocare a pallone sempre col pullman, sempre pigliando pacche e tirando palla avanti. Non si possono fare punti così. Non si possono fare punti così. L'ha azzeccata in da porta. Uè. È finita. Vieni a salutare gli amici. Lui non si fa la sofferenza e si vede semplicemente il risultato finale. Vabbè. Allora ragazzuoli, questa partita è un po' così, che però è andata bene alla fine. Le pagelle saranno strane, quindi restate sintonizzati per le pagelle che arriveranno domani. Vediamo se riesco a fare un po' di lavagnetta per analizzare gli errori, i movimenti. Comunque, prima di fare la conclusione, volevo ringraziare prima di tutto i primi abbonati, Good Life, Bepi Fox ed Enrico Terlizzi, che sono diventati, nello specifico amici bellini o amici fellini anche di Sfacimma, e quindi un ringraziamento particolare a loro. Un ringraziamento particolare va anche ad Alberto e a Salvatore, che hanno fatto donazione diretta alla situazione questa qua, che non dico ma voi leggete, e quindi grazie veramente infinite. Darò modo a questi che supportano il canale di raggiungermi sul gruppo Telegram, dove facciamo un po' di approfondimento ulteriore e continuo durante la settimana. E poi ci sono gli amici che hanno comprato le tazze, sono partite altre 2 o 3 tazze se non mi sbaglio, per Giuseppe, per Luca.
E quindi va bene così, sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda il Napoli, ragazzi, lo sappiamo, abbiamo capito, non abbiamo lo stimolo, non c'è bisogno di classifica, ma c'è bisogno di allenarsi per fare gol, e c'è bisogno di allenarsi, non dico per il dominio, perché in prospettiva Barcellona tu non è che potrai dominare, però con chi ti alleni a fare difesa e contropiede? Non puoi fare difesa contro una squadra che rinuncia completamente a giocare. Allora tu sì, magari puoi anche impostare la squadra come quella che sarà, ok, però il Napoli lo 0-0 non passa, e allora se vuoi avere una speranza un gol lo devi fare e ti devi allenare a fare gol, e il Napoli ci ha provato, però non è stato efficace, bisogna dire la verità. Alla fine, richiesta dal signore, è scesa questo tiro bellissimo di Politano, segnato Milik e Politano. Pensate un pochino dove siamo arrivati, ma è giusto anche così, perché quando i titolari stanno tirando il fiato e non riescono a essere efficaci, devono le riserve, chiamiamole anche riserve, e va bene così, credo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, faremo dei approfondimenti poi in seguito. Non mollate adesso, dico a voi subscriber, ma dico anche al Napoli, perché dobbiamo rimanere sul pezzo, altrimenti ci sciogliamo come neve al sole, e a Barcellona gli stendiamo il tappeto pietoso, che uno stende il velo pietoso, ma poi anche tappeto rosso, no? Il rosso pietoso, che non dobbiamo fare. Noi dobbiamo fare un'ottima figura a prescindere, e credo che è nelle nostre corde, perché le motivazioni saliranno, e va bene così. Baci forti, casti, però forti.